che i politici anche lì insomma più o meno dicono le stesse cose, però Ernesto Manfredi ha sentito Luca Zaia, che è il governatore del Veneto, importante insomma esponente politico della Lega, e poi sapete che il 19 a Pontida ci sarà questo raduno importante per tutti i leghisti e pare che ci sia già qualcuno pronto a contestare, lo abbiamo detto anche ieri. E Ernesto Manfredi gli ha chiesto proprio qualche domanda, gliel'ha fatta, e soprattutto all'inizio: ma ci sarà qualche novità a Pontida? Ci saranno delle novità, andremo tutti a capire quali saranno queste novità e soprattutto a sostenere un'azione della Lega che sarà un'azione, come al solito, rispettosa delle istanze che arrivano dal nord. Per non prendere più sberle e soprattutto per superare la verifica, cosa chiede la Lega ai suoi alleati, dunque a Berlusconi? La riforma fiscale, la riforma federale in senso federale dello Stato, ovviamente dare risposte anche in questo momento di crisi alle difficoltà che molti cittadini hanno, e molti di questi sono giovani. Come si fa a non immaginare che dopo le amministrative questo voto referendario non sia anche una spallata alla maggioranza? Beh, guardi, io le posso dire da votante, in quanto in tempi non sospetti ho detto che andavo a votare il referendum, che molti cittadini, molti elettori del centrodestra, della Lega ci sono andati a dimostrare la trasversalità politica di questi temi, che sono temi a forte componente etica, come quello dell'energia e quello dell'acqua. Ma le vicende di Berlusconi alla fine hanno pesato, insomma, e come? Ma guardi, la partita del legittimo impedimento è di fatto una partita superata dal fatto che il legittimo impedimento rispetto alla legge originaria lo dà il giudice. È pur vero che noi cittadini chiediamo fino in fondo che ci siano i processi giusti, però è anche vero che qualsiasi cittadino può presentare un esposto e tu di fronte a questo esposto devi in continuazione difenderti. La Lega è di fatto l'unica cosa che tiene ancora in piedi questo governo. Ma io penso che la Lega abbia come obiettivo quello di dare risposte ai cittadini. Finché c'è modo di dare risposte, la Lega lavora. Berlusconi, secondo lei, è l'unico leader possibile nel centrodestra? Ce ne sono tanti, cioè persone visibili che sono in grado di condurre, eccetera. Si va al voto nel 2013 oppure prima? Guardi, io dico che senza guardare avanti guardiamo indietro. Dal 2008 ad oggi ne sono successi di tutti i colori a livello nazionale e internazionale. Chi può sapere cosa accade da qui al 2013? Ecco, Luca Zaia, che è andato a votare, nonostante comunque fosse arrivata l'indicazione da parte di Bossi, sì. È comunque andato a votare, e nel Veneto si è votato tantissimo, Mario, vero? Adesso non vorrei... La Lega dunque hanno fatto una stima, la Lega